Donne, cultura e ambiente nella Magna Via Francigena nel percorso da Agrigento a Castronovo di Sicilia è stato l'argomento di un interessante e partecipato webinar svoltosi ieri e voluto dal Soroptimist Club di Agrigento retto dalla presidente Olga Milano. Una iniziativa nata dall'adesione, ha spiegato la presidente, a quel progetto di rete di cui è capofila il Club di Lecce denominato il Soroptimist per la via Francigena. Noi, ha continuato con l'incontro di oggi, vogliamo dare l'avvio ad una rete integrata con altri soggetti che promuovono la Magna Via Francigena e tutto ciò al fine di potenziare politiche del lavoro delle imprese culturali, creative e dello sviluppo sostenibile attraverso la valorizzazione e promozione delle attività che vedono le donne protagoniste, quali imprenditrici nelle realtà dei comuni interessati al percorso. Sinergie dunque per quel turismo dei cammini che riscopre radici umane e culturali, conclude Olga Milano, che vogliamo con questa iniziativa sostenere perché può essere la sintesi di tante finalità soroptimiste, quali ambiente sostenibile, baby pit stop, promozione culturale e locale e anche empowerment al femminile. E proprio per questo alla videoconferenza hanno portato il loro contributo relatori d'eccezione, tra i quali la vicepresidente nazionale del Soroptimist Rina Florulli, Alessia Ferreri, presidente del Club di Lecce, e poi archeologi e amministratori dei comuni della Magna, Via Francigena e gli agrigentini, Don Giuseppe Pontillo, direttore del Museo Diocesano di Agrigento, e Francesco Picarella, assessore al turismo del comune della Città dei Templi. L'incontro è stato moderato da Rosaria Leto e Marianna Amato.